Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata intendiamo saoghe de Gianluca Cidda, chi canta in su tenore Nunnale de Orune. Gianluca faedda de commente si sian perdinne sas occasiones po cantare, e sian cominzanne a mancare sos cantores prus giovanos, proprio ca witte sos logos pro su canto a tenore sun sempre prus pagos. Po Gianluca, cantare in palcu selbi finza s'apoderare de brussa tradizione a intre saidda, danne motivo a sos giovanos de sighire una ghia. Secondo issu, in salbiddas inue non duat istadu unu tenore chi ad alziadu a palcu, est istadu meda prus difficile apoderare sa moda de cantare de su logu. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Gianluca Cidda. Ben agattadu ca semus in Orune, Gianlu. Salute. E su evora so io. E te pare sa situazione in Orune de su tenore? Già este in Orune regalo viva, però insomma batta pistichinzumeda che non vi sono più occasioni se commenta prima di cantare, secondo me. Prima a Taisesca magari in musumeda, meda di prusu commenta abitanti in bidda e vai a meda più partecipazione che vai a presente appunto e che non vai a tatero so il vagos commenta batta baccomo isa gioventù de Como. E sono preoccupato per questo, insomma, che sono sempre più spacca sa gente che canta a tenore. Più spaga. Sì, più spacca. Tu stai in Orune, no? Sei sempre in Orune. Io sto in Orune, traballo in Nucolo per piazzo, donzi die dai sull'Une a Succanà, pure piazzo donzi die a Nucolo. E su tenore ostru come te sta andando? Ma su tenore nostro un po' come gli regalo. Grazie a Dio, gli regalo saldo bene, insomma, siamo sempre scantando siamo sempre attivi, via. Mi canto normalmente nella salute e sa gana di cantare, chi beh sempre sa gana, siamo sempre. Tu come te date, come te sei disposto? Io sono su per un anno, penso che mi hanno 8 anni, stanno besami su bocche, Baggiano, Francesco Sidda, che ne tiene 57, poi beste compare Carmelo, che è su 74, Leonardo, che è su 86, che va 20 anni di differenza da me che Leonardo, e poi beste che dai Carchiano su piccato reclutato da Nicola Pala, che Nicola è stato 98, è stato più giovane che beste. Non avevo pensato che come te si diventa manno, tutti so che sono a zigo per il minore, mi pare tutto giovane, no? Invece c'è una differenza, so intendendo che non vai a pensare davvero, che come che ha zileato a Nicola. Nicola potete dire io tranquillo, io ho una isa del 97, Nicola del 98. Sì, è una generazione infatti proprio. Sì. Una generazione infatti, ed è un tenore intergenerazionale, come si può potennare, regà, che a Vinesso Sconto vi sono due almanno, sonamos, altro il duo già abbastanza giovane, e poi beste subizzino, potremmo narrare. Leonardo è 86 e Nicola è 98, che sono insomma metà più giovane di noi. Va bene, ma adesso 86 fino a 98 va sempre 2 anni di differenza. E pare gai, ma in salbida nostra a volta già come te due nato, orune in 2 anni è cambiato, Ha cambiato meda. Finza in questo 2 anni, naro. Sì. Quindi a baidare che casarreiono l'ha molliato finza che in frate tu, ed esa differenza del suo giovane. Però per esempio Nicola, che è un giovane meda, paragonato a tutti noi sinammus, però è un appassionato altrettanto. Canta il giovane sta appassionato. Sì, è appassionato. Ma io non sono una renne di Nicola, che Nicola
Tene già, sono sanno solo 25-26 anni, come che non calcolo non scopene quanto hanno stenete. E io so ai danni, quando abbiamo cominciato noi a cantare, che abbiamo cominciato dai pizzeneddor di nuda, via. Però, io non so, si può cambiare per cantare questo pizzeneddor di Como. Già non si viene, a che ne tu paragone in bida non abbiamo manco squadra di calcio, come. Potessi schire, a quando poi io a 3 squadre di calcio. E ti vedias in corso e ti vedias in attimo. Come se non si viene manco per giocare a pallone, potessi pretendere che si viene un cantare a tenore? La via è un po' difficile. Non so, la questione è questa al bidal dell'interno della Sardegna, della Barbagia, Massimo, non è facile nulla. Abbiamo il bido che in Orune, per esempio, bada uno denore, che è il fatto da gente che noi state in Orune. Già, sì. Però noi lo consideriamo sempre oruneso e non lo consideriamo de fora, sa. No, questo anda bene, vediamo mancare altro. Consideriamo sempre oruneso, scaidano su oruneso, sono isor de onne poder de oruneso, so che hanno... E sono sempre legato a Saida. Sempre frequentato, sempre legato a sarfestas, a quando vi capitamos in sarfestas cantamos a tenore pari, sì. Invece sono runeso a tutti gli effetti. Ma io queria tornare però a Sanremo de narrare che sul fatto che me da gente si canta da fuori per motivo del rivaglio e salbidas sono il minorigende, sa gente de Saida non è che non esisti pruso, è che sti fuori. Che sti fuori, sa. Sente che sti fuori, sa, purtroppo... È già me da che bappa non tenore di Orneso che sti fuori. Sì. A voi il problema di non bari vicino è un problema serio che noi si ragioniamo su denore. Ma è podonzi cosa dessa vita che si il boi da tutto, sì. Poi finza al suo servizio su una denaro ad uno. Ma dobbiamo fare questo. E poi canta non bazzente. Però è un discorso che voi non bescusso pure se la gente si canta che abbiamo anche altri servizi pure, cioè è tutto. Però tocca da badare in questo esempio tocca da badare a tirarvi di che che sono sempre state per minore di Orune e che pure certe realtà sono sempre state tipo su cantare tenore, tipo su calcio e tipo a altre manifestazioni che hanno lottato da sempre scusa, bisogna sempre ma come noi non bisogna a Catane e non venite impiccata a meta, compreso. Osservazione. Che sì, che uno magari è stato sempre il minore, sai, sono abituato a quello tanto del gente e si schia irregolare. Ma se noi in Pacco Sanno non siamo accattato solo per spacco del sommesso dello schimo, da cane più piccino io siamo per spacco del sommesso. Però calchi namuso, questo è difficile. Lo potrà scambiare massimo in pago tempus. Però non è che ad essere il boidato in tutto, zofano gli abbindata, non a essere il meda come te a sostempo so te quando vi spizzino due, però abbindata. Calche zofanello beh sempre. E questo spizzino su due se ne non tenen occasione. Però, fago un esempio, voi si, quando provate, che fa chi dessa sprova al dessude, no? Lo sacchimo, sì. Sacchimo spesso. Un bebo remonites. In domo. In fa cantina, a cucina rustica e domo. Questo puru che gli narrere è una maniera di cantare per voi il mantessi. Non so criticando, che non l'ha poco intego su che in generale questo è un problema di tutto sostenere. Pensando di come tenere ragione che lo possiamo fare in un luogo pubblico e a perdere a sprovare tutto. Magari è una cosa che depone in progetto di anche scusto di rendere pubblica la sprova, poi si bicchiere bene scalicuno di ascoltare e di imparare. Questo tenere ragione. È una cosa da tenere in considerazione. Che in sa riunione che si fa che ne questo progetto, no? Io l'ho ponato pubblicamente, Sanremo che abbiamo fatto, sa di che non vi visto, l'ho ponato che è una delle questioni è più gusta, che sul fatto di alzare a palco non si è battuto a per essere pronto a spazzare a palco e a per fare che si sprovano, no? Però a una terra l'hanno cattancato. Sì, quello tenere ragione.
Ma io non ho pezzi, come te posso narrare, pochi atteros entrano a cantare Kimboisi, no? No, ma finza spolintendere. No, non ste può entrare chi noi, ste può intendere e se chiedete imparare qualche cosa, può sia che una cosa banna in compagnia, della compagnia sua. No, è che o per denars che noi la sappiamo a tardo, a sprovare che io sono impiegato in numero, però sul resto dei tenori sono pastore e che erano a tardo dai cubile e a sola che la sappiamo, è tardichino, o noi, se poi magari poi spezzino è schizzo puro e no. No, è nato, poi infatti. prima di cominciare, sicuramente prima di essere cantatore, se a tenore siamo scompanzo, va comparia, se non conosciamo insomma da una vita, prima di cominciare a cantare bicolatami su bottiglia di vino, arreio, non so, arreionamo non vediamo prima di tutto per norbiere e poi arreionare, e poi anche muscare che canta vedda, dopo non la torniamo a buffare, torniamo a arreionare, insomma, su pruso este per norbiere, via. E questo è fatto bene a lunare, che a volte che non abbiamo queste parole che vengono da evora come prova. Noi schianniamo e proviamo e basta. No, è una parola del suo ambiente, del suo tenore, è una parola che è molgoglito da evora, da italiano, da prova del sia gruppo, dei musicisti o dei ballatori. E a volte noi spiega davvero quali sono le nostre differenti dalle altre. Noi che battono un maestro in una richiede che ti comanda, fate silenzio e cantate e basta, che noi non esiste questo. Este sabboiare una compagnia di amigos che si fa che parisi un gruppo di musica, che è il Degai, un gruppo di musica che si crede che fa il bene. E però innanzi il dedotto è un gruppo di amici. Certo, sì. La prima cosa è scusa. Mi pare che a Savine. Però in Orune vado un'altra realtà invece di Antonello Bardeglino, sì. No? Che sono piccino, hanno 20 anni, una compagnia che sono iscritto dai piccini minori, proprio da canine elementari, e poi in pratica a un certo età è stata piccato in mano Antonello Bardeglino, che è sul bascio storico del suo tenore Sant'Allulla. Quantos anni stai come Antonello? Antonello mi pare che era su 52, su 53, roba da Gaia, Mannitto, insomma. E insomma, hanno già cominciato a cantare questo spezzino, però insomma le ha dato lo scurizzo giusto e anche non un bello tenore vero, sono veramente, veramente bravo. Per esempio, questo è un'altra speriamo che di attesi sul futuro questo di Urune, speriamo che si canisce e insomma che noi non siamo germanitani e che a te lo spezzino a scurtena iscio e che insomma chi viene riscattato dai cantatori. No, su chi ha notato io vince sparagonato a Bidda, no? Este che sicuramente voi se noi tenete espruso sa cultura del suo palco. Ma come? Ma canno come? A canno proprio se io non me ne cultura del palco, cantava e basta. Sì, però come beste spizzino. Come penso che siate un pochino tu, beh. Bruce Pago un pochino tu canta sa che è obiettivo di alzare a parco. No, ma finza di formare un gruppo a zico fisso. Questo è. No, di formare un gruppo, di essere con il battero e gai organizzato. Poi si idea, scusa di mancare, fa che serata, e gai. Sta zico de Brusu in custa al biddas che hanno prus esperienza, no? De palco, questa è una cosa bella, pure un lunaro con un Michele de Anses. È il bello, è un motivo bello, finza da cantare fa che sconoscere la tradizione stua, no? E andare a cantare a fuori. È una cosa bella, non è una cosa mala. Però, può narrare, sosattero s'abboiano, ma cantano chi oi e bestuno, che era il bessattero. Ma devi narrare una cosa, Bustia, io ho notato che, poi non riesco a ballanne, chi uber non batta una formazione fissa, che ha alzato a parco o che ha fatto un'incisione su tenore che morire. Ti pare? Io la penso di Gai. Chi in questa biddas che non batte un tenore che ha alzato a parco, che su tenore che morite. A bello, me da sa giovane, me da spizzino,
si ispirano a questo schiarzano a parca saesta o che anche in un'incisione, roba di gai, come erdegai, io penso, o come da qualche anno. E in certe vite, chi non batta appido una formazione fissa e che non mi sono alzato sprusso a palco, tu è notabile e sei che morire. Ma no, nammo su che io sono in parte d'accordo e poi un fatto che su alzare a parco e fare uno tenore connotto dai prestigio a su tenore. Cioè su tenore in Saida è riconosciuto come una cosa importante. Da prestigio, però data occasione pure a certa gente di essere imitato ed essere emulato. Ma poi su prestigio. Poi su prestigio e poi... Cadu è fa che è una cosa bella, che anta Saida è un tenore riconosciuto non solo in bidda ma in fora spuro. Sì. Su pizzino una rada, su tenore di Rune, intende gusto, no? Questo nel reione, bisogna mancare questo è una delle forze del suo tenore. A una terala, sempre s'altra questione. Per il bravo è gudu e per il stimmo di non poter arrivare a quel livello. Però vi prova. Però vi prova. E sì, io questo puntillo, vi là che sa arrivare. Io ho poi giocato a pallone, da piccino minore sempre giocato a pallone. Dessa leva mea, del 66, a un certo punto a giocare in prima squadra Rurnese bippo solo io. E mi sono levata 120 piccino, no? E mi sono arrivato solo io. Lo satero hanno mollato tutto. E mi sono dato la perseveranza che bippo un spuntillo, vina sa sì, te anche te, Michele, te soggezione, namos che un tenore che non bilaca cantare dei gui. A quando si spizzino, te lo ha che se, questo ragionamento se lo ha che, che non bilaca fa che era cantare dei gui. Però se si che sa cantare, bilaca se. Dopo sei tu su che vieni imitato a narrare, con te anche questo, che non bilaca fa che era cantare dei gai. E sì che si bilaca se. E si è dotato naturalmente, cui. È spruso come te nella studia, di sicuro. Che in ogni norune vinza sa generazione tua, attento esempio del tenore spulmannoso, e uno mezzo le satire. Sia da gente che andava a palco. Che callo come namus come in tacchiana a cantare dei gucchi, noi non bilachiamo a cantare gai, come in testa biro, che cambiata sul modo di cantare, cambiata sul modo di ragionare, cambiata tutto. Ecco, questo cambiamento mi deve interessare su Barrestò, no? Di questo cambiamento che io so devora e non lo posso, cioè lo comprende e non lo comprendo. Che non so, è in intro e certe cose al manco che l'algoglio, no? Adesso scambiamento che bisogna. Su Barrestò, supra su cambiamento che besti state sa generazione del suo tenore in Orune. Su cambiamento, secondo me, è una cosa naturale puro. Come è cambiata sa limba, come è cambiata il reino. Prima intendeva gente che arreionava chi da italiano non che li sia manco paragola, manco virgola, ma è come batta me da pur italianismo, me da pur inglesismo. Già in minas italiano e cambiata me das cosas. Poi che prima si cantava a me da prusso, come si canta a me da pur spacco, e pur standardizzato. Standardizzato? Sì. Questo non batta dubbio, è me da pur standardizzato. Che prima hai occasione di cantare chi me da pur persone, chi me da pur mannos e chi ti nariata. Me da gente ti nariata, chi in calma me da gente ti nariata tu. A te si cantano di voi, canta di questa maniera e non cosa. Vai ticche, compreso. Ti curreziano. Bicudo che ti curreziata, che in grado bicudo che ti nariata, pensate che canta quest'altro. Compreso, no? Capito? Vai a me da per selezione, via, me da per selezione, me da per però che abbiamo vista cantità. Si lo possiamo permettere. Quando poi te ne spaga gente, si che ne cazza su uno. In una catta su uno che canta ti con gli discorsi. Me ti con il discorso. Certo, sa cantità va che qualità pure, bisogna mancare. Tanti sai per sa.
tanto potete separare, capite, sa gente, a quando che in Italia binda Kento e ne separa, se da Kento ne separa una e sono tutto bellas. Come per me si ha che sei missi uruna e binda pacca. Un preso. E di quello stenores de solbezzo, proprio di quello solbezzo che hanno registrato, no? Tu tenese qualche gusto che anda da prusa a un alo, a prusa a sattera, a dire a prusa uno a satteru, o come te la pensas? Fa così esempio, no? Da quello del zio Lumino, per esempio, a Sudenore Folk Studio, a Saoghe de zio Pascale, o a Teralboghese de Ezzo, differente mi piace in tutto, e poi io papà tu, esempio vivente che zio mio, zio Rimigio, e Bappo cantato, e questo è un esempio vivente che papà, ho capito. Poi di cosa rovezzo lo metteso solo in registrazione, a Pasquale Pireda me la penteso cantare, però canni già in mano. Però se Lumino non me la può mai conosciuto, però mi piace. Sono tutto diverso. Sono tutto diverso, totalmente diverso da suo modo di cantare nostro. Totalmente diverso. Mina straiscio, sono tutto diverso. La sibidderia, per esempio, che a te è diverso. Però, sempre stare non è solo un'essa. Mina scopo se cantiamo su che non ha tenuto tenore, cambiato un pezzo, canta, la differenza sì, perlomeno noi la notiamo, noi scuono de ora. No, la notiamo tutto. Chi è best abituato a cantare, chi scurta su tenore, chi li piace, poi commente ischimmo, no? Che su tenore di Orune piace meta e li scurtano in medas. Cioè, uno di Orune che hanno cantato per pensare pure non è che li scurtano pezzi soldi Orune. No, io li schimo. Perché andiamo a cantare noi a Rabida fuori, tutto uno spedine di cantare a solo un'essa, a posto che su bascia, a posto che si contra, a posto che con bocche, e cantano in noi, sì. Vado una passione per questa moda orunese. Però che Renarski va finza su un'attenzione più forte, no? Secondo me, cioè aspettativa, aspetta una meta da un tenore di Orune. So sempre di su parlare che a canno arza a parco deve essere pronto. Se non vi arzes, deve essere pronto. Poi che come si tratta di spettacolo a canno arza a parco. Non si tratta di cantare a tenore, si tratta di avere un'esibizione che si è spaccato. Oppure mi sa che non sei in beneficenza, chi arza spunuda, ti sono registrando. Quando hanno tu ti vedi tutto sul mondo, a non lo pone sui social, in internet, ti vedi tutto sul mondo. E uno si canta male, lo viene tutto. Ma poi investe sempre su paragone che sono sattero, cioè canta al male. Non si l'aspettano adesso su Runeso, ecco. Vada uno. Può capitare da cantare male. Capita da tutto. Vediamo anche caso tenore, noi scrivone se. Può capitare poi che io lì come testa in palco, può capitare una pianificazione pessima o non si sa o non si informa, o non si informa, tutto quanto sommato a una pianificazione che non vale nulla. Noi semplificazione che è male, ma ci sto che è cantando male automatico. Però che gli onare sul ragionamento mio è scudo che qualche attera da chi dene più spaga fama scurtano noi scurtano piaghe non piaghe, ma su non è su bene da scurtato in attenzione. Cioè, tenete conto una responsabilità in prusu che beniti da una tradizione de cantatore tutto di alto livello. E quindi è come orgosolo e atteral al gai, no? Che se tu fai la sazigu del livello, si lati de prusu. Sì, si lati o lo notar di prusu, cioè lo rimarcar di prusu, mi attillo in minasa. Lo sono reso è stato il riviere lo intendere famato, sei cantato male. Paragone come te canta Iancudo, cioè bescusso. Vabbè, questo questo sono registrazioni, e da una registrazione ti può essere
aspettare chi canta male, che hai sempre scusa la registrazione, hai sempre cantato bene, magari lo sentirai in casa o un'ora dopo e magari ne bombenne, compreso. Però sono sempre registrazione, se perfetta, sa, chi tu è scurta scusa, sa. Però sostenore di Orune hanno fatto seradas, io penso mizzal de seradas, se la sommammo tutto paris. Cioè de Orune bada storicamente, no? In sos annos, in sos ultimos 40 annos, 50 annos, un montone de seradas in totus al festival de Sardegna, che è grazie a Deus sa fama se il fatta finzas da esa gente in questa serata scantenne sempre a un livello alto. Cioè, chi su minimo chi si intende da fora este custo l'ischina a cantare a tenore, capito? Su concetto per noi si scusso. Si l'aspettano, insomma, che cantano bene a tenore. Si l'aspettano. E scusso, chi conta a me. E poi bessate la questione che queria ragionare in te su che tu hai buone scontra e uno dei suoi caratteri namul de importanza manna de sa moda orunesa è proprio sa contra. Chi è stata, come te posso narrare, quasi un'iscola generale de bonne scontra. Geonaro, però questo non parla il meu, dei furisteri, chi comincia da Meda, chi in Zio Vittorio. Zio Vittorio è una leggenda della contra che è un globetrotter, come te ne so americano, è un mastro, un biocava che si contra. Biocava attacca, io che ho una bella contra, le schiattacche, io che ho musica, l'intennia a Zio Vittorio. E meglio narrare poi. Però se sparagono da isce, poi non si este. Non venite un pacco in sussu, però questo è un modo diverso di cantare da quando cantava Zio Vittorio. Sì, però dai prima del Zio Vittorio a dopo del Zio Vittorio. Vai a te la scontra spuro, te quella registrazione deve essere binnata. Bellissima, però commenti stile del vaghe scontra su che il venuto dopo a Zigo è stato, come te posso narrare, ha fatto in scuola con Sumine e scommente chi ha da posto un ubivio. Ha fatto in scuola in certo limite, andiamo su. Per esempio, una modo di cantare suo a Boccheballo, che con su Birirumba, non vi là che nemo, su che la chia solo isce. Infatti, me da nana, cantate la rumba, no, così, non vuole cantare il Zio Vittorio, che la chia solo isce. In tutto a scontrare uno la chia solo isce. Chi l'ha fatta dopo ha copiato da isce, che la chia solo isce. In questo senso. Però altro scorfo, altro Nichelli non ispiravano me da Zio Vittorio. Sì. Non potremmo scuare. Vada tutto quello su arza e fala de contra. E stesse chi l'aveva impostato. Casol di prima, io me lo sapevo scurtato, se ben da prospago meda, certo se non ne faghiamo proprio. Cioè, sa contra vede appunto fisso. Sì. Meda, no, del sostenore di prima, sa contra non beste questo giocare de contra. No, Bustiato Ramos, a Sanremo, chi Cusini, una minima parte che hanno registrato di Orune. Non lo hanno registrato, tutto sa vita che cantava. E non si companzia a il tenore suo. Noi noi si sta arrivato corsa registrazione, non ne schimos come te cantava sul satteros. Proprio sul contrario. No, sono d'accordo, non fa che pensa a spiegare. Di questo ragionamento che a volte a noi soldi fora massimo, ragioniamo di su pago che abbiamo inteso, che non siamo di saire. Noi abbiamo quella registrazione di Zio Lumino, di Zio Biglieria. Altra gente che cantava in Zelleri, o Sposonzo, o Stunninzo, o Nichelli, non scrivono mai da conto cantare. Mi interessa appunto se esperienza tua fatta in intriga. Che il seguitore pure l'ha inteso dai altri, logicamente va a posto di suo, Certo. Un tipo me da... Chi in personalità. Chi in personalità, chi perlomeno su cantare a tenore, però sicuramente c'è pure un dettaglio intesa a te, no? Certo che è il gai. Di sicuro è il gai.
E come che su tenore ostro, ma nato si è sempre abbastanza, e che le tenete il dual box in vezzo delle teneruna, Sì. e sono dual zovano, ambos appassionato di poesia. Appassionato di poesia, chi scrive in puro. È vero, tutto al due. Scrive in puro e non scrive cose banali puro, a suo parere sono pure bravo, scrive pure che in sentimento, rispetto a una rima, sono anzi metacritico puro, sono pure un po' integralista, via. Chi quando viene qualche rima ballata te la rimarcano e mi custa abbastanza scritto, abbastanza cantato, a te ballato questo, a te ballato quest'altro, sono meta attento, sì. E cantate se finzas a cantone il vostro, spottiamo il restando di gusto il duo, sì, no? qualcuno la canta canzone sua, sì. Però su pur cantano Leonardo, cantone sua, ne canta. qualcuno l'ha cantata, il suo disco che abbiamo fatto l'ha cantata, qualcuno sua. Ma in palco pure? E in palco pure qualche volta l'ha cantata. Però su pur si ispirano a poetas classico che li spiegano. La poesia bella, e pure a sos classico pure a sos poetas runesos che insomma che binà ben da bravo spuro. E Nicola Sumatessi? Nicola Sumatessi. Ne canta sua spura? Sua, sa qualche saluto canta su a Nicola, magari qualche saluto magari sa Esta, qualche Nicola sa Madonna, però magari qualche poesia su Arde Amore, per esempio, non penso di ne mai inteso in palco. Però non scrivete, che anda a polezzo tu io. Ne scrivete. Quello che era incoraggiato, no? A sileare total duo, se non magari se ne brigonza pure, oppure ti mette a critica, però già che se la pubblicata, che se la pubblicata per esempio in Facebook, in Instagram, la pubblicata, cioè la pubblicata la si può cantare pure. Poi vabbè, qui internet su parli pure di usato, una tan bella vantana. Però alla cantare non disco così, dipende da isso, non lo so. Va bene Gianlu, nos salutiamo e ti do grazie per questa bella ragionata che nos abbiamo fatto. Grazie a te. Che mi fa che sempre spiegare. A mezzorbire. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.